La Guardia di Finanza della compagnia Pronto Impiego di Venezia, Amira, nel veneziano, ha fermato una vettura che procedeva verso Dolo condotta da un cittadino di nazionalità albanese. Fermatosi all'alte, l'uomo dimostrava un atteggiamento evasivo e nervoso, facendo insospettire i militari che hanno controllato la vettura, trovando 3 etti di cocaina nascosta dietro il sedile del conducente. Il ritrovamento ha convinto i finanziari a perquisire l'abitazione, intervento svolto con l'ausilio dell'unità cinofila del gruppo di Tessera, trovando 6 etti di marijuana, 8 grammi di cocaina, 1.500 euro in contanti, oltre a bilancini e il materiale per il confezionamento delle singole dosi. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ristretto agli arresti domiciliari.